Euroregioni News. Sanità e infermieri disperati ma fiduciosi. Incontrando il vice segretario provinciale del sindacato Nur Sind di Udine, Stefano Giglio, per sapere la situazione sugli infermieri e la sanità in Friuli Venezia Giulia. Le problematiche della categoria infermieristica sono in questo momento abbastanza importanti e sempre all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica regionale. Noi nelle nostre rivendicazioni spesso andiamo a sottolineare la carenza di personale e la difficoltà dal punto di vista organizzativo che spesso i nostri colleghi subiscono nel nostro quotidiano, in quanto le carenze professionali si rifanno sempre all'organizzazione interna dell'operatività infermieristica. È vero che questa grossa carenza di personale in questo momento si sta gradualmente migliorando, anche perché abbiamo appena terminato l'espletamento di un concorsone regionale che ha visto l'ingresso all'interno del nostro ambito regionale di quasi 600 infermieri e con gennaio del prossimo anno partiranno le nuove formalità per la promulgazione di questo nuovo concorsone regionale sempre previsto per gli infermieri per gli anni 2019-2020, che in teoria dovrebbero anche lì vedere il reclutamento di ulteriori 600-700 figure infermieristiche che in questo momento andranno sicuramente in parte a coprire organici che in questo momento sono in difficoltà, ma che in questo momento stanno lavorando con persone che sono di fatto dei precari, con dei concorsi a tempo determinato che vengono rinnovati, che quindi questo passaggio con concorsi a tempi indeterminati danno la possibilità di stabilizzare questo tipo di personale. Ma il grosso delle risorse anche andranno a coprire sicuramente quelle che sono le carenze causate dall'inabilità del personale, e quindi abbiamo un'usura del personale che è abbastanza importante, con malattie professionali e malattie legate anche all'età, in quanto la nostra categoria è una categoria che vede una media di età del personale intorno al 50, 48, 50 anni di media, e che quindi è una categoria che è proiettata sicuramente verso importanti uscite anche dal punto di vista del pensionamento, della quiescenza, e quindi questi organici sono di fatto costantemente in difficoltà perché c'è un alto turnover di personale, anche causato dal fatto che il personale comunque gira all'interno delle aziende, gira all'interno anche dal punto di vista extra regionale, e quindi le organizzazioni fanno un po' di difficoltà a trovare la quadra nelle organizzazioni quotidiane. È vero che il paziente è sempre più complesso perché ogni giorno ci sono nuove patologie, nuove tecniche e metodiche di approccio per la cura e la gestione delle problematiche medico-chirurgiche e quindi anche di riflesso infermieristico, e quindi il personale è importante che sia sempre più altamente specializzato e altamente sempre più competente nella gestione, nell'utilizzo di apparecchiature sempre più sofisticate. Ora è vero che la politica sta avendo una certa attenzione sulla categoria infermieristica e anche sulle problematiche che noi abbiamo sollevato, ma di fatto una delle nostre anche grosse attenzioni dal punto di vista sindacale è proprio quello di vedere quello che la prossima legge di riforma regionale metterà in atto sulla politica organizzativa territoriale sia delle grandi aziende sia delle aziende principali, quindi Udine e Trieste, ma anche degli ospedali SPOC, perché c'era l'importante necessità di una riorganizzazione territoriale con un notevole impatto anche e un notevole interesse su quello che è l'aspetto territoriale. Aspetto territoriale che in questo momento vede la necessità di uno sviluppo importante per quello che riguarda l'attività dei distretti, che in questo momento sono un po' rallentati da una macchina organizzativa che ha bisogno di grossi investimenti sia dal punto di vista di personale che dal punto di vista di attrezzature e di risorse. Dobbiamo per forza puntare particolarmente sull'infermiere di comunità e sull'infermiere del territorio, che sono due armi abbastanza importanti per cercare di porre un filtro a quello che può essere l'ingresso del paziente in ospedale.
Allora, le recenti notizie che spesso sentiamo sulla stampa nazionale e locale per quello che potrebbe riguardare il disagio e quindi la cattiva gestione dal punto di vista ospedaliero dei pazienti non è una cosa che ci riguarda direttamente, anzi possiamo affermare che la nostra qualità dell'assistenza infermieristica è di elevato livello e le competenze e le capacità che gli infermieri mettono in atto nel loro quotidiano sono veramente di alta qualità, dovuto anche ad un buon processo, una buona procedure di formazione e di investimento che è stato fatto dall'Università di Udine con il corso di laurea in infermieristica che ha fatto sì che le aziende sanitarie potessero attingere a del personale altamente qualificato, e questo è un nodo all'occhiello, è un fiore all'occhiello probabilmente della nostra cultura sanitaria regionale. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici che invece possono andare a ricadere sugli aspetti strutturali delle nostre aziende, possiamo affermare che siamo in momenti di continuo cambiamento, in quanto le aziende stanno sì investendo per quello che riguardano le nuove strutture ospedaliere, per quello che riguardano i nuovi reparti, le nuove degenze. È vero che c'è sempre bisogno di grossi investimenti dal punto di vista economico per quello che riguarda la manutenzione di queste strutture e la gestione tecnica di queste strutture, perché obiettivamente è un punto cardine l'aspetto economico nella gestione di queste strutture, perché è un costo abbastanza importante. Siamo alle prese anche con una serie di difficoltà dal punto di vista della turnistica, in quanto il personale vede in questo momento un nuovo ingresso di nuove normative date dalla firma del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che ancora non è stato applicato nelle nostre aziende a livello territoriale e che impone una serie di nuove normative soprattutto su quello che è il rispetto della turnistica di lavoro e quello che è il rispetto delle 11 ore di riposo, legato anche all'aspetto che c'è una sorta di obbligo quasi al mantenimento del posto di lavoro qualora vi siano delle difficoltà e delle carenze organizzative quotidiane. Queste sono delle nuove normative imposte dal nuovo contratto collettivo nazionale che Nursin non ha sottoscritto e che non intende sottoscrivere fino a quando non ci sarà una riapertura dei nuovi tavoli di contrattazione, in quanto crediamo che vengano meno quelle che sono le norme basi e almeno le indicazioni di minima nella tutela del lavoratore quotidiano. E questo chiaramente va ad impattare sull'organizzazione quotidiana, perché chiaramente oltre alla carenza di personale, ma anche le nuove normative inerenti alla turnistica e l'organizzazione del lavoro impongono una continua manutenzione per quello che riguarda l'organizzazione interna dei reparti, e questo purtroppo in alcune situazioni va a ricadere sulla prestazione che viene erogata e soprattutto sulla qualità delle cure, ma soprattutto anche sugli esiti delle cure che noi andiamo ad effettuare, e soprattutto proprio la misura e la valutazione degli esiti delle cure che noi produciamo è un indicatore importante, in quanto possiamo comprendere se il nostro operato è un operato veramente di alta qualità oppure se è legato a delle carenze che possono essere modificate in qualche modo. Da Udine per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.